Dottore. Buongiorno telespettatori, buona domenica a tutti voi, ben ritrovati come sempre in diretta con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. Questa edizione del nostro telegiornale si apre con una notizia di cronaca. Ieri vi abbiamo dato la notizia del presidente dell'Aeroclub Volo Libero Montegrappa, che era stato colpito da un arresto cardiaco dopo un volo con il parapendio. Stava tirando su la vela quando si è accasciato a terra. Immediati sono arrivati i soccorsi, circa 3/4 d'ora per rianimarlo. Si chiamava Gianluca Soncin, purtroppo l'uomo è deceduto, aveva solo 50 anni, una notizia che ovviamente ha sconvolto tutta la comunità di Borso del Grappa e non solo, tutti gli amanti del volo libero, tante le persone legate a lui e che hanno voluto oggi ricordarlo con post su Facebook e pensieri. Vi facciamo vedere le foto di Gianluca, una comunità che si stringe attorno alla sua famiglia. Al telefono con noi c'è il sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dallagnol, che saluto e ringrazio per essersi collegato con noi in questa mattinata. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, allora sindaco, stiamo vedendo le immagini di Gianluca, l'addio da parte dell'Aeroclub, l'addio da parte di tante persone che gli hanno voluto bene. Intanto lei come ha preso della notizia, ci racconta esattamente poi anche la dinamica di questo malore, che cosa è accaduto dopo? Guardi, questa mattina l'intera comunità di Borso e non solo si sveglia con questa triste notizia che veramente ci lascia sconvolti, a cui abbiamo sperato fino alla fine che potesse invece esserci una ripresa di Gianluca. Purtroppo sì, ieri dopo l'ultimo volo di Gianluca, nel momento in cui stava ripiegando le vele presso l'atterraggio, è stato colto da questo malore improvviso. I soccorsi si sono subito adoperati e attivati, però purtroppo la situazione era molto grave. Ieri sera ho avuto informazioni nella tarda serata da parte dell'ospedale di Treviso dove era ricoverato e questa mattina abbiamo ricevuto la notizia triste e dolorosa della sua scomparsa. Gianluca lascia un vuoto enorme nella nostra comunità, negli amici del direttivo dell'Associazione Volo Libero Montegrappa, di cui era il presidente, il consorzio turistico Vivere Grappa e i tantissimi appassionati di volo libero che lo hanno conosciuto e apprezzato. Guardi, stiamo vedendo le immagini, sindaco, e abbiamo visto anche un'immagine che la ritrae. Gianluca ha fatto il suo battesimo di volo, c'era una fotografia appunto che ritraeva lei insieme a Gianluca, quindi era riuscito a portare anche lei in volo sui cieli del Grappa. Sì, ho avuto il piacere di volare per ben 3 volte con Gianluca, è proprio il mio primo battesimo del volo, l'ho fatto con lui e posso garantire che la prima volta, la prima esperienza c'è sempre una certa agitazione, però Gianluca era riuscito a trasmettermi questa sicurezza di cui lui padroneggiava, ma allo stesso tempo avevo apprezzato la grandissima attenzione e scrupolosa, diciamo, nei ripetuti controlli prima del decollo. Sì, mi ha proprio accompagnato in questo battesimo del volo e oggi purtroppo non posso che augurare per Gianluca che sia un grande volo quello che farà nel prossimo tempo. Senta, come lo ricorderà ora la comunità? Immagino ovviamente sia troppo presto per avere una data del funerale, ma avete immaginate qualcosa per ricordare Gianluca? Ricordiamo che è mancato a soli 50 anni, era presidente dell'Aeroclub e appunto ieri intorno alle 14 aveva fatto il suo ultimo volo e si era sentito male proprio una volta atterrato, quindi era riuscito ad atterrare, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio, è stato rianimato, intubato, portato al Cafoncello di Treviso, ma un secondo infarto gli è stato fatale. Sindaco, ha già in mente qualcosa? Allora adesso Gianluca risiedeva nel nostro territorio da circa 10 anni, rivestiva questa importante carica, è sempre stato un promotore instancabile di iniziative sportive, non solo legate al volo libero, ma
la passione per la natura, per la montagna. Sicuramente la comunità di Borso, oltre che stringersi i familiari e gli amici in questo momento di grande dolore, qualcosa farà. Non sappiamo ancora le esequie, è troppo presto per stabilire se verranno celebrate qui nella nostra comunità o nel paese natale di Gianluca, ma sicuramente la comunità di Borso parteciperà e ci incontreremo nei prossimi giorni, non appena avremo notizie, con il consorzio turistico, con gli amici di Gianluca, per essere certamente presenti, e se i funerali saranno a Borso, io credo che le vele coloreranno il nostro cielo. Grazie Sindaco, la sento commosso, e la sua commozione in qualche modo racconta quella di una comunità intera che Gianluca ha animato e ha, come dire, ecco, vediamo ancora altre foto che ci stanno arrivando di Gianluca che ha insegnato a volare a tantissime persone che oggi ce l'hanno nel cuore. Grazie Sindaco per essere stato con noi, grazie. Buona giornata e buona continuazione del vostro giornale. Arrivederci. Il sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol, avete sentito, no? Immaginiamo che nel giorno del suo funerale centinaia di vele possano colorare il cielo, davvero un'immagine meravigliosa e penso anche la più degna per ricordare Gianluca Soncini e quello che ha fatto per il volo libero e per la sua comunità. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e partiamo proprio dal ritrovamento dell'auto che come un ariete ha sfondato la vetrina del negozio Loschi di Treviso, una spaccata nel cuore della notte. L'auto era stata rubata poco prima del colpo, è stata ritrovata sulle tracce della banda che ha tentato, in parte è riuscito il colpo al negozio Loschi. Ci sono i carabinieri, ma sentiamo che cosa ha detto il sindaco di Treviso e il ministro della giustizia, Carlo Nordio. È stata ritrovata nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Treviso la Fiat 500X abbandonata dopo il colpo da Loschi della notte scorsa in un parcheggio pubblico poco fuori dalle mura della città. Veicolo sottoposto a sequestro sul quale sono in corso accertamenti che serviranno a raccogliere elementi utili a risalire agli autori del gesto, mentre le indagini dei militari dell'Arma proseguono a ritmo serrato. Il sindaco di Treviso questa mattina ha fatto visita alla boutique. È un episodio isolato al quale non siamo abituati e non abbiamo alcuna intenzione di abituarci. Ho voluto portare la mia personale solidarietà di tutta l'amministrazione al titolare di Loschi e ai dipendenti che erano ovviamente dispiaciuti per quanto è successo, però devo dire che ho trovato un'attività che già questa mattina si era rimessa in moto. Hanno le ore contate i responsabili del colpo, ne ha convinto Mario Conte. Treviso, spiega, è una delle città con il maggior numero di telecamere di videosorveglianza d'Italia. I filmati sono già stati visionati. Purtroppo ci sono delle bande che girano per le città, probabilmente queste arrivano anche da molto lontano, che hanno creato questo tipo di situazione che certamente preoccupa. Però, ripeto, è un caso isolato e quindi non deve passare un messaggio che questa città sia insicura. Parla di nuova criminalità invece il ministro Carlo Nordio oggi nella sua Treviso. Vi è uno spostamento della criminalità per quanto riguarda i furti dal cash, cioè dal contante, ai beni di valore. Questo perché si sta sempre meno usando la moneta, e quindi è molto più difficile trovare il profitto del reato svaligiando per esempio una banca o un negozio come si faceva una volta, e quindi la criminalità si sta orientando verso altri tipi di furti. Treviso resta una delle città più sicure, chiosa, lo dicono le statistiche. Al legislatore ora abbiamo chiesto uno sguardo più lungimirante sui nuovi reati, nuovi settori su cui la criminalità si sta orientando. Il legislatore deve lavorare di fantasia e di immaginazione, perché la tecnologia avanza in modo molto più rapido rispetto alle leggi. Questo in tutti i settori, a cominciare per esempio da quello della vita, della morte, della genetica. Quando arriva la tecnologia a creare determinati problemi, la legge manca e quindi il legislatore deve cercare di prevenirla. Allora vi presento il primo ospite di questa nostra edizione domenicale dei telegiornali, Dania Sartorato. Buongiorno Dania, grazie per essere con noi, Presidente Unione Provinciale Confcommercio. Dania, io vorrei partire con lei, intanto grazie per essere venuta qui insomma la domenica, anche per il ruolo che lei ha
le domeniche e il weekend sono momenti importanti, ma a breve parleremo anche di questo. Però vorrei partire proprio dalle battute che abbiamo appena sentito di sindaco Mario Conte, del ministro Carlo Nordio, legate alla percezione della sicurezza e legate a questo episodio che immagino abbia colpito anche l'associazione di categoria. Come commenta quello che abbiamo appena sentito? Il tema della microcriminalità e quindi anche casi, anche se isolati come quello che abbiamo appena sentito, sicuramente sono all'attenzione della nostra federazione, della Confcommercio. Abbiamo intavolato già lo scorso anno un'indagine sulla microcriminalità che abbiamo riproposto il mese scorso e che continueremo a riproporre proprio per verificare step dopo step come sta andando il senso di percezione da parte dei nostri associati che andiamo ad intervistare per capire e comprendere quali sono le dinamiche, le attese, soprattutto il sentiment del vivere nelle città e nelle periferie, comunque tenendo conto che è un'indagine provinciale che quindi non interessa solamente la città di Treviso ma tutta la provincia, perché è un osservatorio provinciale. Dunque, voi avete incontrato il prefetto per parlare proprio di questi temi. Che cosa dicono i commercianti? Che cosa le dicono? Noi abbiamo visto una Treviso estremamente ricca, florida, frizzante, soprattutto nel weekend, e poi tra poco parleremo del Natale, abbiamo anche delle immagini che in qualche modo testimoniano come nella città si sia riversata davvero tantissima gente, tantissimi turisti. Rimane, come dire, questa percezione di insicurezza magari durante la settimana dove la città è meno frequentata e la sera. Ecco, che cosa gli dicono i commercianti? Vengono proprio intervistati relativamente a quartieri, proprio a zone, quindi si fa una mappatura precisa nel caso per esempio della città di Treviso, ci sono alcune aree che vengono attenzionate maggiormente, quindi la vicinanza alla stazione, delle corriere piuttosto che dei treni, alcune vie e piazze vengono segnalate con maggiore attenzione dai commercianti stessi e questo è sicuramente, come tutte le critiche, un'occasione di riflessione e di spunto per cercare di capire come può essere vissuta la città domani e quindi non far cadere nel vuoto queste indicazioni strategiche, perché sono proprio dei commercianti che lavorano e presidiano la città e che quindi sono come una telecamera e un occhio vigile sulla via e sulla piazza e quindi le loro testimonianze e le loro informazioni sono particolarmente significative. Quindi bene, l'attività con le istituzioni continua, sono intervenute le forze dell'ordine dal prefetto, al questore, al comandante provinciale dei Carabinieri, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, insieme alla presentazione dell'osservatorio appunto sulla microcriminalità e la sicurezza nella provincia di Treviso ed insieme si stabiliranno quali sono appunto insieme alle amministrazioni comunali tutte le migliori strategie da attuare, tenuto conto che anche per parole dello stesso prefetto, i dati della nostra indagine sono assolutamente in linea con i dati dell'Istat, quindi non posizionano la città di Treviso in un contesto di città poco sicura, ma piuttosto una città sicura rispetto alla media di quello che è l'indagine. Ciò nonostante, come abbiamo detto, è comunque un tema che va sicuramente attenzionato. Ecco, e qui trova conferma quello che avete sentito dire dal sindaco, ma anche dal ministro Carlo Nordio: Treviso è una città sicura. Lo dicono le statistiche, lo dicono i dati e lei, Dania, ce lo sta in qualche modo confermando. Poi ovviamente c'è un tema di percezione. Il caso Loschi è un caso che ha destato particolare così emozione, anche diversi sentimenti ai trevigiani, proprio perché erano davvero tanti anni che non accadeva un colpo così efferato con quelle modalità proprio nel cuore del centro storico. E quindi, benché si tratti di un caso isolato, sicuramente quanto accaduto ha colpito particolarmente, anche perché, come si diceva tra di noi dietro le quinte, Treviso è diventata una città estremamente conosciuta anche a livello internazionale, una città turistica, una città in cui il benessere è molto alto, molto elevato. E infatti questa è la percezione anche dell'osservatorio Unioncamere e il Confcommercio Veneto che abbiamo potuto raccogliere e perfezionare proprio ieri. Una città, un territorio, il nostro, in cui si vive bene anche questo momento del Natale e naturalmente
Porgo però con l'occasione la vicinanza della Confcommercio della categoria tutta all'episodio isolato di Loschi, perché questo è di fatto la sua storia, cioè un episodio che purtroppo è accaduto e che non deve far abbassare la guardia, come abbiamo appena detto, ma che sicuramente si colloca in un contesto di città dove il momento di Natale viene vissuto molto bene. È un'indagine anche questa recentissima, appunto, che evidenzia come ci sia una buona attesa per lo shopping di Natale, per gli acquisti nella nostra città e nella nostra provincia tutta, soprattutto per quanto riguarda prodotti utili, di beni di necessità, diciamo, con particolare attenzione all'abbigliamento, alle calzature appunto, sono prodotti molto gettonati, e agli accessori. E con una spesa media pro capite che è comunque buona. Che è buona e che è elevata. Vi facciamo vedere il servizio della redazione di Treviso che parla proprio di questo, cioè stime di spese più alte quest'anno per i regali. L'atmosfera che abbiamo intercettato in centro storico a Treviso nella giornata di ieri testimonia proprio questo. Allora Dania, se lei è d'accordo, facciamo vedere il servizio e poi commentiamo insieme quello che è stato detto e andiamo anche un po' a raccontare quali sono le aspettative dei commercianti per i prossimi 2 mesi, quindi spese di Natale e poi anche ovviamente i saldi. Regali di Natale. Confcommercio quest'anno ha stimato una spesa di 8 miliardi di euro, 186 euro per la precisione a persona. Un Natale generoso, questo soprattutto se i destinatari dei regali sono i più piccoli. La cifra stimata è in crescita. Lo scorso anno la categoria parlava di 7,1 miliardi, 7,8 nel 2021. Benissimo, ottimo. Ci siamo presi per tempo, è già più di... Ma c'è sempre qualcosa di nuovo da comprare. Ma è riuscita a risparmiare o quest'anno non ha badato a spese? Se ne frega, chissà se l'anno prossimo ci sarò più, bisogna dare aria ai soldi, bisogna spenderli. Ma abbiamo 5 nipoti, faccia conto 50 euro a nipote. Accontentiamo i bambini. Male, siamo sempre all'ultimo momento. Quanto si spende quest'anno? Ma no, cerchiamo di fare cose corrette, tranquille. Che abbiamo fatto tra me e mia moglie, abbiamo diversi regali, soprattutto per 3 nipotine. Avremmo speso di 300 euro circa, sì. Abbiamo intanto ordinato un po' su internet, un po' nei negozi e combineremo al più presto. Spenderemo un 300 euro circa, così. Io sono fortunata che sono in pensione, posso andare a comprare regali quando voglio. È un piacere fare regali. Sì, veramente. Quanto ha speso quest'anno più o meno? Oddio, non lo so, ma no, tanto, avrò speso 500 euro finora, sì. Lei? Anch'io ho speso più o meno quella cifra lì, ma non ho ancora finito. Regali spesso più belli da fare che da ricevere. È sempre Confcommercio a pubblicare le stime di quest'anno. Il 73% degli intervistati definisce le spese di Natale belle da affrontare. E poi ci sono i regali che fanno bene al cuore. Il destinatario è sconosciuto, finanziando la ricerca. L'aiuto arriva a tanti e la magia del Natale così si moltiplica. I cuori per la Telethon, per la ricerca delle malattie genetiche rare. Siamo in piazza qui a Treviso, in 2 piazze, con i cuori fondente, latte e cioccolato bianco. Stanno venendo tante persone? Sì, certo, guardi, stiamo andando a rifare fornimento perché stiamo esaurendo i cuori. Treviso risponde bene. Treviso risponde bene, Dania Sartorato, insomma lo confermano le immagini, le parole che abbiamo ascoltato. Quest'anno si sceglie di spendere un po' di più, secondo lei perché? Perché vogliamo lasciarci alle spalle questi 2 anni difficili con il Covid, cioè è davvero il primo anno, nonostante insomma i virus ci siano ancora, così come il Covid, sembra quasi che le persone abbiano davvero voglia di lasciarsi tutto alle spalle. Il Natale si conferma sempre come un momento importante dell'anno, un anno che si sta per chiudere, che ha visto l'inflazione rialzare la cresta e l'abbiamo vista anche andare a 2 cifre in una parte dell'anno, nel primo semestre, per cui c'è stata sicuramente una ricaduta importante nei listini, nei prezzi, a partire dai prodotti dei generi alimentari. Quindi oggi ci si approssima alle festività di Natale con uno spirito un po' di libertà, finalmente, dopo comunque periodi di grandi difficoltà, le abbiamo appena ricordate, ma anche
con un'attenzione al regalo. 3 intervistati su 4 comunque faranno i regali di Natale, spenderanno come l'anno scorso anche qualche cosa di più, perché l'inflazione adesso comincia ha pesato e si sente nel carrello della spesa, però si prevede un'inflazione che rimarrà sotto controllo anche per il prossimo anno. Non si prevedono delle impennate così imminenti, importanti come quelle che abbiamo vissuto nel primo e secondo trimestre di quest'anno. E dunque i regali sì, si spenderà bene nel periodo della settimana che ci avvicina al Natale e durante le festività, reggono bene il prodotto del libro, diciamo che è un prodotto che tiene, soprattutto il libro per bambini, ed è, lo ricordiamo, il prodotto che ha subito un aumento minore rispetto a tutto il resto. Un articolo che tiene, si compra sotto casa, e questo è un po' il messaggio sempre di Confcommercio, l'abbiamo visto anche dalle immagini, l'importanza di comprare nei negozi di vicinato per dare respiro e per vivere la città, proprio baluardo, lo shopping per vivere le nostre città, i nostri paesi, i centri storici e le periferie. L'importanza proprio del negozio è da sottolineare in questo momento, non soltanto per chi, per chi non ha possibilità di mobilità, ma che non si intende soltanto la persona anziana, perché può esserci anche chi non ha la patente o ha la patente ma non ha l'auto, oppure chi le mamme con i bambini che non hanno possibilità di fare grandi spostamenti per i tempi, eccetera. Quindi è importante ricordare come proprio il negozio sia nella nostra storia, nella nostra tradizione, il centro commerciale all'aperto, naturale, che abbiamo sempre avuto nella nostra storia. Il centro commerciale, come lo intendiamo oggi, chiuso, non è parte della nostra storia. L'abbiamo visto anche per città come Montebelluna, Conegliano, Castelfranco, no? Cioè davvero cittadini che si sono riversati in centro per acquistare, proprio come dice lei, nei negozi di vicinato. Nell'intervista che abbiamo sentito c'è stata solo una persona che ha parlato di internet, dicendo ho comprato un po' nei negozi e un po' su internet. Come sono i dati che avete in mano? Cioè voi qual è la realtà poi dello stato dell'arte degli acquisti online? Quanto tolgono ai negozi? In generale gli acquisti si effettuano nei negozi nel 70% dei casi dei nostri intervistati, che preferiscono il negozio con la presenza fisica del commesso, sia per poter scegliere, per poter cambi resi eventualmente, e anche perché c'è la possibilità di un consiglio e di una maggiore attenzione rispetto alle esigenze particolari. Il 30% dunque comprerà online, ma quindi non è così preoccupante, diciamo, l'acquisto online. Diciamo che dunque non è una percentuale così significativa per, diciamo, per i negozi, no? Quindi come Confcommercio si può segnalare che esiste l'acquisto online, però non sottrae una percentuale così significativa alla vendita dei negozianti. E allo stesso modo vorrei un attimo tornare sul caso Loschi, perché online spesso si trovano anche prodotti griffati, soprattutto accessori, e sono prodotti che vengono, magari si possono trovare online con una scontistica piuttosto elevata. Ecco, quanto alta è la percentuale che si tratti di merce rubata? Bisogna fare molta attenzione perché gli sconti sono stati confermati solo appunto come dopo le festività di Natale, quindi da gennaio partiranno gli sconti. Gli sconti normalmente sono molto ben evidenziati dai cartelli, da condizioni chiare, dal prezzo di partenza, con lo sconto che evidenzia l'offerta e la temporaneità dell'offerta. Fare molta attenzione quando i prezzi sono particolarmente bassi, perché dietro potrebbero esserci delle truffe, sia che l'acquisto si faccia in negozio, sia che si faccia online. Sui saldi c'è comunque una buona attesa, perché sono comunque un buon momento di vendita per le aziende, è un momento per fare affari considerato buono dai clienti, anche in ragione di come è andato il Black Friday. La settimana del Black Friday ha visto comunque un 44% dei nostri intervistati che hanno dichiarato di aver fatto acquisti, e tra questi il 41% sottolinea di aver fatto dei buoni affari, di aver trovato delle offerte interessanti e vantaggiose.
Quindi sì, da ora a Dania, febbraio. quando iniziano i saldi? Perché ci fu anche un tema legato alla data di inizio dei saldi, no? Voi stessi avevate chiesto proprio alla Regione di poter intervenire affinché i saldi potessero essere posticipati, anche insomma con il cambiamento climatico in atto è evidente che l'inverno si è slittato un pochino in avanti, quindi far iniziare i saldi già dopo Natale insomma sarebbe stato un danno per i commercianti. Sì, però in realtà ricominceranno con lo stesso calendario dello scorso anno, per cui non cambierà nulla e immediatamente dopo le festività entreremo nel vivo del periodo dei saldi e poi naturalmente ci sarà l'ultima parte del periodo invernale. Ecco, per tutti questi momenti, quindi da qui a febbraio, si intravedono dei buoni momenti di spesa. Regge bene, appunto, abbiamo detto l'abbigliamento, le calzature, gli accessori, abbiamo visto anche proprio purtroppo dal caso Losco che sono prodotti molto gettonati e che trovano una ricollocazione immediata nel mercato. Ma sicuramente tengono bene alla ristorazione, una spesa media di 220 euro pro capite, mentre di 240 per calzature e abbigliamento. Allora, torniamo adesso sulla spesa media, vi faccio vedere un servizio, andiamo in via Collalto, perché da alcuni giorni in via Collalto sono in vigore 2 ordinanze, la prima che mette i sigilli ad un locale a partire dalle 6 della sera e la seconda che vieta il consumo di alcol e il possesso di bottiglie in vetro. Anche qui il delicato equilibrio tra la vita dei residenti che abitano il centro storico e l'attività dei commercianti. Andiamo a vedere il servizio di via Collalto. Tu a che ora chiudi? 9:30 circa, 10 massimo il sabato. Perché sarebbe complesso tenere aperto di più? Perché dopo succedono troppi casini. Zaccaria Sengun gestisce il kebab di via Collalto. Quella di chiudere alle 9:30 della sera è stata una scelta, nonostante potrebbe con i suoi kebab sfamare centinaia di ragazzini nel weekend, ma dice è diventato pericoloso. È successo più volte che è venuto un ubriaco qui a spaccare le robe. Ti hanno rotto la vetrina? Quasi, hanno preso i cartoni, me li hanno lanciati. È stato testimone dell'ultima rissa di sabato scorso quando un ragazzo ha spaccato il naso poco più in là del suo negozio ad un coetaneo. Scena ammette che si ripete ogni sabato. I protagonisti sono quasi sempre minorenni. Lo prendono anche dalla PAM, prendono bottiglie di alcol di solito ogni sabato fanno una rissa e succedono casini. Sì. Quindi arrivano con le cose già prese al supermercato? Certe volte sì, prendono soprattutto giovani, secondo me minorenni. Da oggi è in vigore in via Collalto l'ordinanza già annunciata dal sindaco Mario Conte che vieta di detenere contenitori di vetro e bevande alcoliche fino al 12 di gennaio. Una seconda ordinanza invece impone a questo locale al civico 18 di chiudere dalle 6 della sera fino alle 6 del mattino. Noi abbiamo calcolato che nel giro di un anno sono arrivate oltre 40 segnalazioni al comando per disturbo alla quiete pubblica, soprattutto in ore notturne e serali. Quindi è stato un provvedimento che non poteva essere rinviato e speriamo che possa portare quei benefici che i residenti chiedono. Occhi puntati ora sulle festività natalizie. I controlli si concentreranno nel weekend soprattutto nel quadrante Piazza Borsa, via Fiumicelli ed ora anche via Collalto. Le antenne da parte del comando e anche delle altre forze di polizia sicuramente sono molto alte. Con la prefettura collaboriamo e ci sentiamo praticamente in modo sistematico, quindi l'invito è di divertirsi ma con testa, quindi senza esagerare, senza ubriacarsi, perché poi alcuni di questi si mettono anche alla guida, quindi i controlli non mancheranno sia nelle ore serali ma anche durante il giorno. Allora dunque avete sentito comunque città presidiata durante il Natale e non solo grazie al sistema di targa system, ma poi insomma anche agenti della polizia locale in Borghese e non solo. Una città particolarmente viva, anche perché avete visto a Treviso ci sono ben 3 iniziative culturali, dalla mostra di Simon Berger a quella delle locandine del Natale, dei film. Insomma è una città particolarmente florida. Dania, voi siete soddisfatti di come si sta gestendo questo Natale, di quante iniziative sono state messe in campo?
Decisamente vanno lodate le amministrazioni comunali tutte, perché in provincia chi più chi meno tutte si sono date molto da fare per rivitalizzare i centri storici, per le illuminazioni, per far vivere bene questo Natale con tante le attrattività, insomma le attrazioni. Moltissime sono le iniziative di rivitalizzazione. Cito il quartiere del Piave con 7 comuni che hanno vinto concorso bando della Camera di Commercio Ti premiamo, con le cartoline, ma centri pieni di attrazioni, la città di Treviso con la pista di pattinaggio, ma musei, mostre, le abbiamo appena citate, quindi tante le occasioni per opportunità per vivere la propria città, il proprio centro storico, il paese, la periferia, per riappropriarsi dei propri spazi proprio e vivendo anche i negozi proprio come baluardo per le relazioni personali. C'è stato un po' il tema legato ad esempio alla città di Conegliano, no? Sulla gestione della viabilità per il Natale. Ecco, qual è la vostra posizione in quel contesto? Diciamo che ci sono delle situazioni specifiche che ogni singola ASCOM, che qui rappresento tutte, così le cito, tutte le ASCOM della provincia di Treviso, che sono 4, si sono date molto da fare nel proprio territorio di pertinenza. Le ASCOM, le cito, sono Castelfranco Veneto, ASCOM Oderzo, ASCOM Treviso, su cui insiste appunto la città di Conegliano, e ASCOM Vittorio Veneto. L'ASCOM di pertinenza è quella di Treviso, che è molto vicina alla situazione del Coneglianese, che è sicuramente una situazione per la geografia e per l'organizzazione che va attenzionata con delle specifiche diciamo, indagini anche su come si possa monitorare la viabilità e capire qual è la soluzione più appropriata rispetto proprio a quello specifico territorio. C'è un tema di accesso, no, alla città, accesso al centro storico. L'abbiamo visto, insomma, per esempio per Treviso tiene banco ormai da tantissimo tempo la grande questione legata al Parco Vittoria, no? Cioè fino a che punto consentire un accesso facile, agevole alle persone, alle città, proprio per evitare quello che diceva lei, la fuga verso i centri commerciali che di fatto hanno così il parcheggio a disposizione, chiavi in mano. È la grande questione allo studio di ASCOM, direi da tanto tempo, no? Capire come un'amministrazione comunale possa gestire l'accesso ai centri storici in termini di parcheggi, in termini di ZTL. Ecco, come siete soddisfatti di come è gestita ad esempio la città di Treviso? Deve essere sempre mescolato bene l'accesso alla città da parcheggi esterni per chi può appunto in tema di mobilità spostarsi con facilità in centro, e chi invece ha per esigenze o per preferenza la volontà di trovare un parcheggio più vicino al negozio. Questa è un'esigenza del cliente che va tenuta conto e sulla base della quale cercare di capire come risolvere. Sicuramente il tema del parcheggio è un tema molto importante. Ecco, le città devono fornire anche parcheggio. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato dal nostro Lucio Zanato, perché sapete che Striscia la Notizia, TG satirico di Canale 5, ha fatto, come dire, ha fatto tornare in auge la Fontana delle Tette di Treviso, ne ha fatto parlare molto, accusandola in qualche modo di sessismo. Abbiamo provato un po' a capire invece qual è il sentimento che governa i trevigiani nei confronti di questo storico monumento della città. Ve lo facciamo sentire. L'ho vista a Striscia che hanno fatto il servizio e ho detto guarda, fanno stasera, io domenica vado a Treviso, devo andare a vederla. Se c'è un effetto ottenuto dal servizio sulla Fontana delle Tette sessista è stato quello di incrementare la curiosità di tantissimi turisti per questo simbolo di Treviso. Addirittura dal Bangladesh per partecipare al rito di bere, toccando quelle che uno dei tanti storici cittadini definiva nel 1800 le poppe trevigiane. La tesi partiva dal rito scaramatico che si faceva su un'altra statua femminile, ovvero toccare il seno alla veronese Giulietta, da qualche settimana è diventato un gesto sessista, niente meno per alcuni consiglieri comunali della germanica Monaco di Baviera. Gli amministratori teutonici chiedono per par condicio una statua di Romeo da toccare, anche se non specificano bene dove. E come tutti i sassolini che rotolano giù dalla rupe dell'informazione globale, in breve è diventato un tema quasi imbarazzante, soprattutto per i maschietti. Secondo lei, detto così, è sessista o no sta storia? Di questi tempi non mi esprimo. Invece, secondo te? Non mi dire che di questi tempi è meglio non esprimersi.
mi cancellano. Rischio. E dopo la pubblicità, questo è il secondo aspetto che emerge da questa storia, mentre il terzo è la disinvoltura con cui rispondono in maniera netta le donne su sessismo e Fontana. Stiamo esagerando. È una ben altra cosa, penso. Però suo marito ha toccato le tette. Ha fatto bene. Senta, il sessismo è un'altra cosa, per piacere, direi, sì. Lasciamo stare. Ci sono delle esagerazioni adesso da una parte o dall'altra. Questa è una tradizione e bisogna incanalarla come una tradizione, basta. Infine è la filosofia orientale che traccia il pensiero corrente. Se lo pensi con un pensiero che è sessista, allora sì, se lo vedi come un'arte, come un'opera d'arte, allora no. Intanto, tra temerari indifferenti alle possibili critiche e i tanti che si fanno fotografare vicino alla fontana, la morale che lascia questa storia la spiega bene questa signora. Le conviene non esprimersi ai maschi, assolutamente, siamo d'accordo, queste cose le possiamo dire noi come donne, punto. A voi maschietti siete in libertà vigilata, vi conviene volare basso. Servizio del nostro Lucio Zanato. Allora vorrei tornare per un attimo con Dania Sartorato al tema di bar e ristoranti, quindi l'enogastronomia, come siamo con i dati, previsione di spesa ce l'ha data per questo Natale, mi pare che siano buone. Sì, sono leggermente in aumento e diciamo che c'è per chi non viaggerà, perché comunque il tema viaggi e vacanze è una delle attività che stanno andando anche molto bene, ci saranno comunque il 39% degli veneti che viaggerà in Veneto durante le festività, mentre comunque ci sarà il 56% che viaggerà in Italia ma fuori regione e solo Scusate, dalla regia vi si sente in studio? Grazie. Mentre solo un 30% diciamo viaggerà all'estero, e qui va detto che andranno molto bene per chi viaggerà in Veneto le aree di montagna e anche le prenotazioni in hotel, dove si cerca principalmente nelle ricerche di prenotazione relax, salute, benessere, silenzio, vita all'aria aperta, natura. Queste sono le principali cose che vengono cliccate nella ricerca, e dico cliccate perché proprio 3 prenotazioni su 4, quindi la grande maggioranza, si prenota online, attraverso i canali online. Questo sì, nella prenotazione delle strutture alberghiere del quindi lì nostro l'online regione. è come in dire, questo preferito. caso sì. Per quanto riguarda le tavole di Natale, le enogastronomie, gli nostri alimentaristi del Confcommercio sono soddisfatti? Come stanno andando? Diciamo che è sempre un grande momento per l'enogastronomia del territorio, il Natale, e quindi anche qui con i nostri alimentaristi, con i nostri ristoratori c'è comunque una buona attesa per le festività, si cercano prodotti local, prodotti genuini, sani, filiera corta. E qui queste sono diciamo delle peculiarità dei nostri alimentaristi, dei nostri ristoratori, che sono attività attive e molto propositive in questo periodo. Certo che nel fare acquisti, se appunto si predilige magari il negozio sotto casa, si può trovare dal panificio all'alimentare al ristorante che propone il prodotto fresco, il prodotto appunto con la filiera corta, dove ci sono anche l'esaltazione dei valori del nostro territorio, dell'enogastronomia. Tra l'altro l'enogastronomia è stato uno dei regali preferiti anche, no, dai trevigiani. Abbiamo visto come un rifiorire nei pacchetti sotto l'albero di ceste con proprio prodotti tipici dal nostro olio. Abbiamo visto anche di recente il convegno legato all'olio turismo del territorio, molto importante, i nostri vini. Quindi c'è una riscoperta, no, dei prodotti tipici del territorio come dono per il Natale. Molto apprezzato e abbiamo visto come ci sia stata un'impennata, proprio l'abbiamo detto in apertura, di questi prodotti cosiddetti utili o comunque di necessità, per cui sono prodotti di consumo alimentare che vengono molto apprezzati e graditi proprio perché si consumano anche, sono delle cose assolutamente utili che tornano a riconfermare il volano dell'economia che ruota intorno ai prodotti dell'enogastronomia del nostro territorio, anche proprio come esaltazione dei prodotti buoni, genuini e sani che abbiamo, ma anche come
proprio regalo gradito e apprezzato nella maggior parte dei casi. Ecco, quindi insomma il dato con cui abbiamo iniziato, no, la nostra chiacchierata, che è legata agli 8 miliardi di spesa, i 186 euro a persona, dati da Confcommercio a livello nazionale, trovano assolutamente riscontro anche nel territorio della provincia di Treviso. Anche nella nostra provincia di Treviso, dove sono addirittura un pochino superiori, perché abbiamo parlato invece di 220 euro per la ristorazione media, invece di 240 per abbigliamento, calzature e accessori, quindi ci collochiamo nella forbice in una fascia anche un pochettino più alta rispetto nella particolare provincia di Treviso, proprio rispetto anche ad una situazione invece già buona, che è quella che la Confcommercio Nazionale ci ha descritto. Se la sente, Dania, di fare un augurio anche ai nostri telespettatori per Natale, insomma, visto certo. che ce l'abbiamo qui con noi. Certo che sì, grazie a voi tutti quanti dello studio per la vostra attenzione alla Confcommercio, all'Unione Provinciale, e un saluto e un augurio a tutti i telespettatori e i migliori auspici da parte di Confcommercio per le attività e per gli avvenimenti personali. Grazie Dania Sartorato per essere stata in nostra voi. compagnia. Ovviamente un buon Natale anche a lei e a tutti i commercianti che lei oggi ha rappresentato. Pochi secondi di pubblicità, poi con noi il presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, il dottor Luca Pezzullo. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ancora buona domenica e ben ritrovati. Abbiamo aperto questa edizione dei nostri notiziari con la notizia del decesso di Gianluca Soncin, presidente dell'Aeroclub Montegrappa. Volo libero, è stato colpito da un arresto cardiaco dopo un volo con il parapendio, e all'inizio proprio di questa edizione lo abbiamo ricordato insieme al sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dallagnol. Poi un passaggio sul caso Loschi, la sicurezza, la percezione della sicurezza in città Treviso. Dopo l'episodio efferato, una banda ha sfondato la vetrina del negozio in pieno centro storico di Treviso la scorsa notte per portare via accessori di marca. E poi un passaggio sulla percezione di questo Natale, con la capacità di spesa dei trevigiani e non solo, sia quello che ci sarà sulle tavole del Natale che sotto l'albero. Pare che le previsioni dei commercianti siano davvero molto buone. Vi abbiamo fatto vedere un servizio legato a Via Collalto. Si torna a parlare di bande di ragazzini che la sera, il sabato sera, si riversano su alcune vie del centro storico di Treviso, magari acquistando degli alcolici, dei superalcolici al supermercato vicino, per poi appunto consumare queste bottiglie in queste viuzze un pochino più nascoste del centro. Da qui l'ordinanza del Comune di Treviso che vieta il consumo di alcol e il possesso di bottiglie di vetro per tutta la notte proprio all'interno di questa via, che è una via che lambisce Piazza Borsa. Saluto e ringrazio Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Grazie dottore per essere con noi. Buondì a tutti. Allora, senta, io volevo proprio commentare questa notizia con lei. Un comune, in questo caso il comune di Treviso, che ha dovuto emanare l'ordinanza vietando il consumo di alcol in una via specifica, perché in quella via, che è una via, come dire, un pochino meno sotto gli occhi del grande biscione del Calmaggiore di Treviso, tanti ragazzi si ritrovavano per bere e puntualmente ogni sabato sera si verificava una rissa, così come raccontato dalla persona che abbiamo intervistato. Quindi risse continue, alcol comprato anche al supermercato. Sono tanti gli episodi che stiamo raccontando delle città del Veneto e non solo, e tanti i sindaci e le amministrazioni comunali che stanno provando a guarire questa situazione attraverso diversi progetti. Ecco, quali sono le radici secondo lei di questo fenomeno, che è un fenomeno abbastanza nuovo, e che cosa può fare una comunità?
Questo è un tema fondamentale, è il modo in cui le comunità possono e devono trovare il modo di prendersi cura di sé, nella loro complessità e delle generazioni più giovani. Il tema chiaramente dei gruppi di ragazzi che possono trovarsi a mettere in atto anche condotte socialmente disfunzionali o devianti è un tema che da un lato è antico come il mondo, dall'altro al contempo assume progressivamente, generazione dopo generazione, delle forme nuove che richiedono interventi che però sono proattivi e attenti e qui bisogna mettere in mezzo, diciamo così, una serie di interventi che sono su più livelli. Sicuramente la definizione di perimetri di sicurezza è fondamentale, le ordinanze di questo tipo possono andare a ridurre alcuni comportamenti o a renderli più controllabili, ma è assolutamente necessario intervenire su forme anche di prevenzione sociale, di prevenzione psicologica e di costruzione di alternative per le aggregazioni giovanili. Da questo punto di vista quindi bisogna sempre mettere in atto una serie di interventi su più livelli. Non esiste il singolo intervento che può risolvere una problematica, una tematica di questo tipo. È un tema che sicuramente ci interroga in maniera importante. Però andare a prevenire, soprattutto nelle età più giovani, quando si è ancora in una fascia diciamo di tarda preadolescenza o prima adolescenza, aiuta a ridurre il rischio che certi comportamenti, tra virgolette, paradevianti o potenzialmente a rischio, possano tradursi e diventare atti un po' più rischiosi che possono anche portare implicazioni per i ragazzi stessi, che hanno poi conseguenze di più lungo termine. Ad esempio interventi di strada, interventi che permettono di coinvolgere e avere la possibilità di accedere a servizi di facile accesso per gli adolescenti, a iniziative organizzate a livello territoriale, in particolare dai comuni più grossi, ma non solo, in collaborazione tra i servizi sociali, i servizi educativi e anche le forze dell'ordine, possono avere dei forti valori, delle forti valenze di prevenzione che hanno un impatto molto superiore al loro costo. Si stima che normalmente quando andiamo a intervenire con circa €1,2 di spesa sociale, di prevenzione sociale e psicologica, se ne vanno a risparmiare quasi 10 in termini di conseguenze di tipo giudiziario, sociale, di conseguenze economiche e di impatto complessivo sulla comunità. Senta, c'è un tema però, nel senso che l'accesso ai servizi è un accesso che è sempre volontario, lo vediamo anche quando si chiede aiuto, ad esempio ai vari servizi di igiene e salute mentale dell'ULSS, piuttosto che tanti servizi che vengono erogati. I servizi ci sono, ma devono essere le persone a scegliere di chiederli. Anche in questo caso noi possiamo immaginare di offrire, di mettere sul territorio delle occasioni in più di aggregazione per i ragazzi che abbiano delle nature, delle forme diverse, però sono sempre ovviamente volontari, certo, e rischiano di tagliare fuori proprio questa fetta di ragazzi che in realtà ha il proprio humus nei confronti su Facebook, i confronti aperti, le famose risse, quelle che poi vengono riprese, diventano i match da esibire magari ai compagni. Ecco, come intercettare quella fascia di ragazzi? Quella fascia la si raggiunge appunto tramite un mix di interventi. Da un lato la possibile disponibilità, la facile disponibilità di servizi sul territorio, dall'altro degli interventi di potenziamento di quella che è la psicologia scolastica negli istituti scolastici, in tutti gli istituti scolastici, che possono diventare una delle prime antenne di senso importanti per la gestione preventiva e precoce del disagio sociale. Questo a volte lo si sottovaluta abbastanza. La psicologia scolastica non è un tema come dire, di focalizzazione solo su disagio di singoli ragazzi o difficoltà di apprendimento di singoli ragazzi. Programmi adeguati di psicologia scolastica significa mettere una prima linea diffusa e ben distribuita su tutto il territorio che può andare a intercettare precocemente situazioni di disagio sociale e gruppale importanti, anche e soprattutto in situazioni e contesti di marginalità sociale, e permettere un aggancio facilitato con i servizi del territorio o mettere in atto azioni precoci che vadano a supportare i ragazzi e indirettamente anche le famiglie. Quindi da questo punto di vista bisogna fare un grande gioco di squadra, potenziare l'accesso ai servizi, in particolare i servizi per gli adolescenti, al contempo andare a potenziare interventi tramite la collaborazione con le scuole, con gli istituti e con tutta quella rete che è distribuita sul territorio, che ha a che fare con le parrocchie, con le associazioni di volontariate, con i centri sportivi, con le palestre, dove spesso transitano situazioni di disagio di varia natura e su cui un'attenzione anche ad alcuni aspetti psicologici può diventare importante. Nel momento in cui si vengono a creare progetti territoriali gestiti dai comuni, gestiti da associazioni, da fondazioni, che mettono insieme tutti gli attori di questo scenario, dalle scuole alle palestre, al volontariato, alle parrocchie, alle forze dell'ordine, andiamo a costruire una rete, una sorta di matrice che va a intercettare
quasi tutti i contesti in cui questo disagio può andare a manifestarsi, andando quindi a ridurre significativamente le situazioni che non sono presidiate. Secondo lei il fatto che il governo abbia scelto di raddoppiare il bonus psicologo e quello che accadrà nella prossima legge di bilancio è un segnale di consapevolezza di questo? Sì, vorrei dire di sì, nel senso che è un segnale importante perché anche nel dibattito parlamentare quasi tutte le posizioni di maggioranza e di opposizione sono andate a riscontrare questo aspetto, a riconoscere che i fondi a disposizione erano largamente insufficienti. Si pensi che nella precedente edizione con 25 milioni di euro si erano riusciti a coprire i bisogni di circa 40.000 richiedenti, rispetto però al fatto che c'erano stati quasi 500.000 di richiedenti, quindi 500.000 di cittadini che avevano chiesto una mano allo Stato per prendersi cura del proprio disagio, delle proprie difficoltà psicologiche, e solo il 10% circa aveva avuto un riscontro. In questa seconda edizione erano stati messi a disposizione di primo acchito 5 milioni rispetto ai 25 precedenti e chiaramente la cifra era largamente insufficiente rispetto al bisogno manifestato. È stato raddoppiato a 10, che è sicuramente un risultato positivo, ma le proposte che erano state discusse in Parlamento erano di portarle o di parametrarle in futuro intorno ai 40-50 milioni, quindi sicuramente c'è ancora strada da fare. Ma al di là di questo, il tema del bonus psicologo, per quanto segnale importante di attenzione e risorsa importante per migliaia di famiglie che ne possono fare uso e averne un beneficio diretto, è un tema che non ci deve far dimenticare che noi abbiamo una cronica carenza di attenzione ai servizi psicologici nelle scuole e nei servizi sanitari. Abbiamo in Italia 1/4 degli psicologi che operano dei servizi di salute mentale rispetto a quella che dovrebbe essere la media europea. 20 su 100.000 abitanti in Europa, 5 su 100.000 abitanti in Italia. Questo significa che il cittadino italiano in media ha molte più difficoltà all'accesso e ha un, tra virgolette, diritto alla salute psicologica che è compromesso rispetto ai cittadini europei. È un qualcosa su cui dobbiamo intervenire strutturalmente. Esatto, anche perché, dottore, un accesso, come dire, un intervento tempestivo, probabilmente una delle più grandi forme di prevenzione di fronte a certi tipi di reati che poi anche noi purtroppo raccontiamo quotidianamente. Assolutamente sì, si sottovaluta spesso questo. Ogni tanto qualcuno chiede quanto costa l'intervento psicologico. Io di solito rispondo quanto costa non avere un intervento psicologico distribuito sul territorio, perché l'intervento psicologico impatta enormemente anche sulla riduzione, ad esempio, e ci sono un sacco di dati internazionali che lo dimostrano, sulle recidive per chi ha già commesso dei reati, o nella riduzione del rischio per degli adolescenti che comportamenti devianti possano diventare comportamenti a rischio anche di conseguenze penali che poi creano delle conseguenze a vita per il ragazzo. Allora, da questo punto di vista, sottolineare, ovviamente per non parlare dei costi sociali e psicologici per le vittime di reato, allora da questo punto di vista parlare solo del costo dell'intervento psicologico senza considerarlo un investimento è da un certo punto di vista una miopia strategica, perché il costo del non permettersi di prenderci cura di noi, di tutti noi come cittadini, anche dal punto di vista del benessere emotivo, è molto maggiore del farlo. C'è un'altra questione che è un po' legata all'accesso di questo tipo di interventi. Ci sono scuole, plessi che, come dire, a macchia di leopardo, anche grazie e complice la sensibilità di alcuni dirigenti scolastici, hanno messo in moto dei percorsi, ad esempio, di educazione affettiva, anche solo delle chiacchierate, delle lezioni un po' diverse, diciamo, rispetto ai programmi scolastici. Non dovrebbe accadere questo, nel senso che tutti quanti gli alunni, gli studenti dovrebbero avere accesso allo stesso tipo di offerta. Ecco, forse un'uniformità nella gestione di questi percorsi potrebbe essere una chiave, no? Proprio perché non debba dipendere solo dalla sensibilità di un dirigente scolastico che sceglie in autonomia, no? Di parlare di certi temi. Pensiamo all'educazione affettiva, all'educazione sessuale. È un tema assolutamente fondamentale. Proprio in questi giorni noi abbiamo attivato delle interlocuzioni con la Regione, con l'Ufficio Scolastico Regionale, proprio rispetto alla necessità e opportunità di valorizzare e rinforzare questo tipo di istanze nelle scuole. Andare a poter parlare di educazione affettiva e di educazione alle relazioni è un elemento in più nella crescita civile, culturale e psicologica, emozionale di tutti gli studenti, di tutti i cittadini, ed è qualcosa che può avere un effetto estremamente positivo sulla qualità delle relazioni in età preadolescenziale e adolescenziale in particolare, oltre ad avere sicuramente anche un ruolo protettivo rispetto a situazioni e rischi di abuso. È un tema su cui noi crediamo che sia necessario mettere in atto dei progetti non solo nazionali ma anche regionali che aiutino anche i singoli dirigenti illuminati, diciamo così, ad avere una base comune da cui partire per poter garantire a tutte le centinaia
centinaia di migliaia di studenti del Veneto, interventi di qualità e che li aiutino a stare bene e a far star bene gli altri, perché stare bene è sempre uno sport di squadra. Io posso stare bene nel momento in cui posso aiutare altri a stare bene e altri aiutano me a stare bene, e allora questo dobbiamo rimetterlo insieme come uno degli obiettivi sociali anche della nostra crescita educativa e formativa. Senta, lei ha parlato di stare bene e immediatamente mi è venuta in mente l'immagine del giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la povera Giulia Cecchettin, in cui oltre all'emozione collettiva molto forte che c'era e che è nata proprio da quella piazza in quel momento, è un po' emerso quanto così tanti ragazzi abbiano cercato di testimoniare il loro non stare bene, il loro non sentirsi trattati bene. Cioè il caso di Giulia Cecchettin, che ha scioccato davvero la comunità, ha in qualche modo fatto emergere una situazione di malessere delle relazioni, che i ragazzi hanno voluto testimoniare. Si è un po' creato l'hashtag anche io posso aver vissuto situazioni di questo tipo. Ecco, è possibile, perché deve accadere un fatto così efferato? Perché ci sia una forma di coscienza nei confronti di questo. Purtroppo quello che è successo, questo evento veramente pesante e duro che ha colpito tanti anche per i suoi aspetti simbolici, ha attivato e ha permesso di esprimere tutta una serie di sofferenze, di ansie, di paure che sono fisiologiche davanti anche a eventi di questo tipo, che sono normali e umane, che mi portano a riflettere sulle identificazioni, sulle possibilità. È qualcosa che è purtroppo tragico ma normale che possa attivare un vissuto emotivo così forte. Questo però va anche in una direzione importante, cioè la possibilità e necessità di rivendicare il diritto alla salute psicologica. Prima parlavamo dei dati del bonus psicologo, del fatto che ci sono state 400.000 richieste circa. La gran percentuale, la gran maggioranza di queste erano di ragazzi giovani, sotto i 35 anni. E questo è un dato importante. Le nuove generazioni, le generazioni dei giovani e dei giovanissimi riconoscono il bisogno di un supporto psicologico, iniziano a rivendicarlo come diritto, che è una cosa che non era così frequente 30 anni, 40 anni fa. Non si parlava tanto di disagio psicologico ed era difficile che i giovani chiedessero a gran voce, scendessero quasi in piazza a chiedere il diritto al loro benessere psicologico come diritto civile. Invece adesso nella nuova generazione è così. La nuova generazione, i giovani e i giovanissimi sotto i 30 anni, sotto i 25 anni, nelle università lo ritengono qualcosa di normale e necessario, e questo di fatto però è anche un grande segnale di speranza per il futuro. È un tema che è entrato nell'agenda politica, sociale, istituzionale e che finalmente ha un riconoscimento, una legittimazione, perché tutti noi abbiamo il diritto di poter stare bene psicologicamente nelle nostre vite, o di cercare di esserlo, e questo finalmente viene riconosciuto e detto a gran voce. Senta, dottore, le faccio una domanda che probabilmente interpreta anche il sentimento dei tanti telespettatori che ci stanno seguendo, no? Di fronte a quello che è accaduto, tanti si stanno chiedendo se la morte di Giulia Cecchettin servirà davvero a qualcosa, cioè se la grande sollevazione anche di consapevolezza di cui insieme stiamo parlando è destinata ad essere un fuoco di paglia o davvero avrà un peso ed è destinata a cambiare il corso delle cose. È sempre doloroso pensare che serva la morte di qualcuno per cambiare delle cose. Io personalmente penso che quello che è successo e la risonanza simbolica che ha avuto sia qualcosa che ha segnato un po' le coscienze collettive oltre che individuali. E credo che da questo punto di vista quello che noi possiamo e dobbiamo fare, anche se vogliamo per la sua memoria, è di non rendere vano quello che è successo, di renderla un'esperienza trasformativa e generativa che permetta di imparare, permetta di costruire qualcosa da questo che è stato un dolore. Un dolore non può chiudersi in un semplice dolore, deve diventare qualcosa che genera un cambiamento, deve diventare qualcosa che genera una nuova prospettiva di benessere. E allora da questo punto di vista penso, spero e credo che non sarà un fuoco di paglia. Sento dei discorsi in queste settimane che non sentivo prima, sento dei discorsi anche a livello istituzionale di attenzione a questi temi che credo che avranno un seguito, e quindi da questo punto di vista ci dobbiamo impegnare tutti noi a evitare che diventi semplicemente un ricordo, ma che invece possa essere un punto di partenza per dei discorsi molto più seri, ampi e condivisi sul tema del benessere emotivo.
come valuta i ragionamenti che si stanno creando attorno al sessismo? Prima, non so se ha avuto modo di vederlo, abbiamo mandato in onda un servizio legato a un monumento storico di Treviso, la Fontana delle Tette, che è stata presa di mira da Striscia la Notizia perché appunto c'è questo gesto scaramantico di toccare il seno alla statua della fontana e come dire, si è alzato questo livello di attenzione. Abbiamo sentito le donne che dicono si sta esagerando, abbiamo sentito gli uomini che dicono meglio se sto zitto, come dire adesso come uomini abbiamo quasi paura, dobbiamo fare un passo indietro. Ecco, come valuta anche queste manifestazioni? Allora, sicuramente bisogna evitare estremismi formalistici. Il tema però è importante. Noi veniamo da una cultura che per certi aspetti dà per scontate tutta una serie di cose che un po' le introiettiamo disfunzionalmente. Guardi, proprio l'altro giorno, so che non è una cosa di alta cultura, mi stavo rivedendo un cinepanettone degli anni '80. Ero a casa con la febbre, quindi era quello che riuscivo a vedere e mi stavo rendendo conto di come quello che 40 anni fa ci sembrava normale in una rappresentazione cinematografica oggi è fastidioso, è offensivo, è sessista e lo è veramente. Allora forse ci dobbiamo rendere conto che in questi anni stiamo facendo un'evoluzione ancora troppo lenta di comprensione di come certi stereotipi, certe modalità, certi modi di fare debbano effettivamente cambiare ed evolvere nella cultura. Credo che stiamo facendo qualcosa di abbastanza importante in questi anni, in crescita di consapevolezza e tanti elementi ce lo confermano. Troveremo un equilibrio che evolverà in una direzione positiva da questo punto di vista e che permetterà di rimettere in maniera più equilibrata i rapporti tra i generi, i rapporti tra i sessi, perché è qualcosa che serve a tutti noi. Prenderci cura di tutti noi significa anche appunto andare a ridurre quello che è il portato di queste discriminazioni di genere o di queste vetuste modalità di leggere le logiche di genere, perché fanno male a tutti, a uomini e donne insieme. Grazie dottore, è stato un piacere averla con noi in questa domenica, grazie per la sua disponibilità, le auguro una buona domenica. Luca Pezzulo. Grazie a tutti voi. Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Grazie dottore, arrivederci, grazie ancora. Ci fermiamo pochi secondi, prima però della pubblicità vi facciamo vedere il servizio legato all'emergenza abitativa. Ater ha inaugurato 24 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, posa della prima pietra per altri 24 nuove case per chi ha bisogno, per le famiglie bisognose di Treviso. Eccola la palazzina Monigo che ospita i 24 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica destinati alle famiglie in graduatoria che attendono l'assegnazione di una casa che arriverà chiavi in mano tra gennaio e febbraio, quando la palla passerà da Ater a Comune per le assegnazioni e poi di nuovo ad Ater per la stipula dei contratti. In clima natalizio, in momento di regali, anche Ater vuol fare un regalo e inaugura questo edificio nuovo, 24 alloggi realizzati con 5 milioni e 200 mila euro di finanziamenti. 5 milioni di euro di investimento, 2 di questi corrisposti da Ater come reinvestimento delle vendite, i restanti ottenuti grazie al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa e al Piano Strategico Politiche della Casa del Veneto. Era un cantiere sofferto, non per colpa dell'Ater ma per vicissitudini. Adesso c'è la buona notizia che si è completato e quindi saranno disponibili per il Comune e nel contempo inizierà parimenti un altro cantiere di altri 24 alloggi e porteranno veramente un toccasana per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Treviso che ne ha bisogno. Nell'otto di fianco a gennaio il nuovo cantiere per altri 24 alloggi, oggi simbolicamente la posa della prima pietra. Edifici in classe A3 costruiti al massimo dell'efficienza energetica. Sono tutti pannelli fotovoltaici, si andranno appunto ad adottare questa comunità energetica al fine di abbattere i costi, quindi come autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica. A margine della presentazione anche un presidio di polizia. Il timore era che l'inaugurazione di oggi potesse portare qualche tensione in un contesto come quello dell'emergenza abitativa particolarmente sentito a Treviso, una previsione che fortunatamente non si è avverata. L'auspicio nostro è che, vista l'imminente assegnazione di questi alloggi, ci sia consapevolezza di quelle persone che avranno la fortuna di entrare in questi bellissimi alloggi, di gestirli in maniera accurata e rispettosa, perché il bene va sicuramente consegnato ma va anche gestito, va rispettato. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco con Cristian Maitan che è il miglior sommelier del Veneto.
quella dritta davanti. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, ancora buona domenica. Come detto in questa seconda parte della nostra prima edizione siamo con due ospiti. Cristian Maitan, ve lo presento, il miglior sommelier del Veneto, la sua vittoria è proprio davvero di poco fa. Buongiorno Cristian. Buongiorno. Buongiorno a te, e poi siamo con Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, che è il comune appunto che a te ha dato i natali. E buongiorno Paola, noi insomma la conosciamo per tanti ruoli in realtà. Buongiorno a tutti. E parlavamo prima che oggi c'è il Vax Day a Treviso, ma anche a Conegliano, e è andata molto bene, ci sono dei buoni dati. Sì, assolutamente, con il direttore appunto si commentava questa opportunità e quindi questo avvicinamento anche della fascia di popolazione appunto a questa opportunità delle anche doppie dosi proprio legate, quindi credo che sia un ottimo messaggio anche nel rispetto ovviamente anche della popolazione anche più fragile e nella situazione ovviamente che poi si va a avvicendarsi all'interno poi della provincia, anche legata ovviamente alla situazione del picco influenzale che, come diceva il direttore, il dottor Benazzi, ovviamente è una delle cose che ci tiene sul pezzo. Anche perché Paola Roma è presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulso 2, quindi ha il polso insomma della situazione. Cristian, siamo da te. Allora, non è questo il primo titolo ovviamente che tu hai portato a casa, però è uno dei più importanti. Sei il miglior sommelier d'Italia del 2023, quindi tu avevi già il titolo regionale, oggi sei il miglior sommelier d'Italia. Hai solo 28 anni, ci racconti un po' la tua storia? Beh, la mia storia parte da fin da piccolo, diciamo, ho l'attività di famiglia, quindi fin dai primi passi mi muovevo in mezzo ai tavolini. Poi la scuola superiore mi ha dato il via e mi ha portato a scoprire quello che è il mondo del vino. E poi passo dopo passo ho incontrato quelli che sono state delle figure per me fondamentali a livello formativo, proprio a livello di sommelierie. Ho fatto il mio percorso AIS di 3 livelli, quindi mi sono diplomato sommelier nel 2017 e nel 2018 sono diventato un miglior sommelier del Veneto. Poi un'altra piccola soddisfazione, sono stato miglior sommelier del Conegliano Valdobbiadene e poi step by step sono arrivato a contendermi il titolo di miglior sommelier d'Italia in varie prove e in varie e numerose difficoltà che si sono trovate nel percorso, fino a ottenere il raggiungimento della vittoria nel 26 novembre nel 2023 come miglior sommelier d'Italia. Con coppa e medaglia, tra l'altro sei il più giovane, voglio dire, no? Tra i tre. Tra i più giovani, sì, tra i 3 sono il più giovane, sì. Allora, quali competenze servono e quale tipo di formazione poi ti ha portato ad ottenere un risultato di questo tipo? Beh, allora c'è molto studio, sicuramente la cosa fondamentale è la passione, il credo, il non mollare mai, perché tante volte a cercare di arrivare a determinati livelli incontri delle difficoltà che a volte dici vabbè, mollo tutto, lascio stare. Quindi ci sono stati dei momenti in cui la parte più difficile è stata proprio con me stesso. Poi le capacità non solo sono legate alla degustazione, seppure è importantissima nell'aspetto della sommelier, ma bensì le conoscenze del territorio, della comunicazione dei vini, della comunicazione della storia del territorio, dei prodotti tipici. E quindi noi come sommelier siamo sì degli uomini di sala, ma soprattutto dei comunicatori. E che cosa deve saper fare un sommelier allora? Beh, il servizio di sala è importante, infatti io mi descrivo prima un uomo di sala che il sommelier. E poi deve saper trasmettere quello che un territorio sa dare. Quindi non parliamo solo dell'uva, del vitigno, ma bensì del terroir, dei fattori climatici, di cosa differenzia una zona rispetto all'altra, l'esposizione, il territorio e le tradizioni. Perché poi ogni zona vitivinicola porta con sé delle tradizioni e una storia importante che è fondamentale comunicare. Ecco, secondo te, adesso noi abbiamo ovviamente il grande cappello dell'UNESCO, ad esempio per le colline Prosecco Conegliano Valdobbiadene, con tra l'altro anche la Querelle che ne è nata al suo interno, ma non abbiamo solo il Prosecco ovviamente qui nella nostra marca trevigiana. Ecco, secondo te stiamo riuscendo a gestire bene il patrimonio che abbiamo o si potrebbe fare di più?
allora si può sempre far di meglio, come non ci serve mai fermare, però sicuramente il riconoscimento UNESCO ha portato dei vantaggi soprattutto per quanto riguarda l'enoturismo, perché io che sono un abitué delle colline ho notato che negli ultimi 3 anni c'è stata un'impennata del turismo e questo è bellissimo perché parliamo proprio delle colline del Colline Valdobbiadene, è bello anche lì comunicare l'uva glera, il prosecco, le varie versioni, ma portare il consumatore nel territorio è fondamentale per fargli capire quanto impegno c'è dietro una bottiglia di vino. E di territorio lei, sindaco, insomma, si è sempre fatta portavoce, no? Delle peculiarità, delle bellezze del territorio. Non a caso ha scelto proprio lei di recente di premiare, far dialogare i giovani del proprio territorio. Tra questi c'era proprio Christian. Lei ha detto: voglio far vedere, coinvolgere tutti i giovani del nostro territorio con le eccellenze che questo territorio può portare, anche perché insomma Christian è partito da Ponte di Piave, ma insomma è arrivato a livello internazionale con la sua carriera. Certo, noi abbiamo voluto investire con un incontro proprio con i ragazzi neo-18enni che anche durante il Covid non abbiamo potuto incontrare, che hanno, tra virgolette, li ho definiti così, un po' speciali, perché non hanno potuto avere quel contatto anche dei vari compagni e questo passaggio che noi facevamo ai ragazzi 18enni. Così abbiamo deciso di invitare questi ragazzi ad un incontro con dei loro coetanei come Christian, che hanno raccontato la propria storia perché dai loro esempi potessero proprio trovare quella strada per dire: beh, ci sono sì delle difficoltà, però ho un esempio davanti del mio territorio che mi dimostra che ci sono, ma posso anche superarle. E in quella serata Christian ha proprio parlato della sua esperienza loro, ricordando cosa significhi effettivamente anche partire da un'azienda di famiglia, perché Christian arriva proprio come delle basi solide da un'azienda di famiglia che è nella frazione più piccola di San Nicolò di Ponte di Piave, che è la frazione più piccola del nostro comune, ma che davvero si è specializzata anche sulla tradizione veneta, anche legata alla tipologia ovviamente di abbinamenti anche che seguono a livello proprio culinario. E questa tradizione chiaramente viene anche tramandata con quelle che sono le tradizioni anche della sua frazione, perché la cosa che diceva prima Christian e che proprio si vedeva anche brillare negli occhi quando raccontava di come propone i propri anche il proprio vino all'interno della propria attività, la collega anche a delle attività di Ponte di Piave e sul perché anche delle giovani attività anche delle imprese agricole del territorio abbiano anche investito su particolari peculiarità e anche ovviamente su come all'interno di un territorio legato anche al Piave ci siano anche delle differenze della tipologia dei terreni e su come anche si possa far investire gli agricoltori anche più giovani, perché devo dire la verità, l'opportunità che appunto nel nostro territorio è stata data è anche a questa opportunità che dai più adulti venga trasmessa l'attività agricola, la vocazione agricola anche ai più piccoli. Questo lo vediamo anche attraverso la Viticoltori Ponte, che un po' raccoglie le 1100 piccole attività produttive del nostro territorio e tra virgolette esempi come quello di Christian aiutano anche delle ragazze che anche in quella serata abbiamo visto abbiano preso delle decisioni anche sotto il profilo degli studi un po' diverse, di avvicinarsi anche al mondo che chiaramente il nostro territorio è di vocazione vitivinicola per lo più, e quindi credo che questo sia un aspetto fondamentale proprio perché permette anche di passare di generazione in generazione le tradizioni, ma anche di valorizzare ovviamente tutto un territorio, e Christian sicuramente è un esempio per questo, perché lo collega ovviamente a tutta quella che è anche la storia, perché parliamo anche di una situazione legata anche alla sua frazione ma anche al comune di Ponte di Piave, che ha visto Goffredo Parise scegliere questo territorio, ha visto anche scegliere proprio la sua ultima dimora all'interno del nostro territorio, nonché ovviamente tutta quella parte legata al turismo religioso che proprio con San Nicolò e con appunto l'opportunità che il vittoriese ci ha dato attraverso il cammino legato a Toniolo ci permette anche di avvicinare quel turismo religioso. Senti Christian, allora c'è spazio nel mondo vitivinicolo allora per i giovani agricoltori ad esempio? Sì, c'è spazio, è un mondo che tanti potrebbero definire saturo, no? Perché discutevamo prima sul fatto di quante aziende vitivinicole semplicemente nel nostro territorio sono presenti, che sono tantissime. Però quello che mi emoziona e mi dà anche a me stimolo anche nell'aiutarli e nel confrontarci sono proprio con i giovani viticoltori, che tanti prendono redini familiari, magari di aziende storiche che sono nel paese, e invece c'è anche un piccolo gruppo di giovani viticoltori che prendono una strada a sé, che quindi decidono di avviare in proprio un'attività vitivinicola. Non ti nego che non è facile,
perché come dicevamo prima le aziende sono tante, la concorrenza è importante, Certo. però la cosa bella è che quello che vedo, soprattutto nel nostro territorio, che mi piace condividere con i miei coetanei, è il crederci, il non mollare e il portare avanti una storia vitivinicola di un Quali sono territorio le importante. difficoltà allora che hai incontrato nel tuo percorso? Prima parlavi di difficoltà, Sì. ci aiuti a capire? Allora, diciamo che il percorso formativo per arrivare al Milo Sommelier Italia è importante, è degno di nota. La formazione non riguarda solo il mondo del vino, ma parliamo più in generale del mondo beverage, quindi l'acqua, le birre, i distillati, c'è i tutto. formaggi, l'olio. E quindi c'è un parterre così ampio di cose da affrontare, da sapere, che a volte potresti dire vabbè, mollo tutto, ho fatto il mio percorso, ci ho provato e mi è successo più e più volte, però mi sono sempre rialzato, ho cercato di modificare magari il mio metodo di studio o semplicemente prendere la macchina, viaggiare e togliermi qualche dubbio. Senti, i cambiamenti climatici, abbiamo parlato di territorio prima, stanno rischiando di compromettere o quantomeno stanno chiedendo anche a chi produce vino un cambiamento, un'inversione di rotta? Ci racconti come stanno interferendo? Beh, allora il cambiamento climatico sicuramente si fa sentire, si percepisce. Parliamo della vite, di una pianta che però c'è da sempre, da quando l'uomo... È resiliente la vita. Esatto. E quindi si è sempre adattata, perché nel corso dei millenni ci sono state delle variazioni climatiche e quindi è una pianta che ha nel suo DNA proprio l'adattamento. Ovvio che l'alzamento delle temperature del clima comporta a delle scelte diverse, sia in campo che poi in cantina. State studiando anche questo, immagino, cioè un passaggio che viene inserito all'interno dei percorsi di studio, cioè Certo. quando si studia il territorio? Certo. Quando si studia il territorio, tante volte si cerca anche di capire quali possono essere le modifiche da attuare per arrivare a una determinata qualità del vino, adattandosi poi alle modifiche del clima. Questa sera vedrete, telespettatori, un servizio realizzato dal nostro Lucio Zanato che torna a parlare di Prošek, no? Il famoso prosecco croato. Cosa ne pensi? Dove arriveremo? Bah, ma il prosecco ce l'abbiamo solo noi, quindi non dobbiamo avere paura di nulla. No. La forza del prosecco in sé, diviso poi per denominazioni, è la facilità, la piacevolezza. Abbiamo sdoganato nel tempo una cosa che secondo me è fondamentale. Il fatto che anni fa, per acquistare una bollicina piacevole, degna di nota, comportava anche un impegno economico. Il prosecco ha avvicinato tantissimi a una bollicina piacevole, facile, immediata, che non per questo significa banale, anzi, ma avvicinandola a vari portafogli, dando la possibilità a molti di brindare con una bollicina di qualità e di estrema piacevolezza. Ci racconti invece qualche altra curiosità su dei vini della marca trevigiana che magari i telespettatori non conoscono? Ci regali qualche chicca, Certo. insomma, visto che abbiamo così tanta competenza qui con noi in studio? Allora, una cosa che a me emoziona e tocca sempre sono i vitigni autoctoni, quindi vitigni che troviamo solo e esclusivamente nel territorio. Io sono un amante, prima si parlava di Ponte di Piave, del Piave, di Felo Parise, eccetera, del Raboso. In carta vini ne ho più di 30, perché è un'uva a cui io ci tengo molto e cerco di valorizzare perché è una delle uve del territorio del Piave. Ma non abbiamo solo quella. Pensiamo, andando anche a Zenson, abbiamo il Grappariol, che è questa rabosa, bianca, un'uva che era stata dismessa, persa e poi recuperata da un paio di viticoltori. La Marzemina bianca, che è un'altra varietà autoctona del nostro territorio, che anche quella era quasi stata completamente dismessa e dispersa e recuperata anche lì da viticoltori che si sono messi d'impegno nel valorizzare questa piccola varietà. Il TAI, la viticoltura nel sistema Bellussera, quindi abbiamo un patrimonio storico e culturale importantissimo che tanti viticoltori sono impegnati per cercare di valorizzare. E questo davvero è una perla, no, Sindaco? Che cosa può fare un'amministrazione comunale per dare loro una mano?
Che strumenti avete? Sicuramente una delle azioni che abbiamo anche messo in campo è stato quello di aprirci anche alla fascia giovanile partecipando a un Erasmus, vincendolo e avendo l'opportunità di far visitare adesso, proprio nello scorso mese, ai ragazzi spagnoli e turchi il nostro territorio, ad aver mandato via i nostri ragazzi a vederlo. Questo perché anche nella valutare un'imprenditoria agricola sostenibile e anche aperta alla disabilità, perché dobbiamo anche ricordare che molte delle nostre aziende si stanno anche aprendo a questa tipologia anche di contatto proprio legata anche a questa sensibilità che anche le aziende hanno. Dall'altra parte sicuramente alcuni degli investimenti più importanti sono anche legati a quello che riguarda un po' anche la regolamentazione. Come comuni dell'Opitergino Mottense abbiamo studiato proprio anche un regolamento che va incontro e va a tutelare anche tutto quell'aspetto che riguarda proprio i fitofarmaci, e è un'opportunità anche per il nostro territorio per aver dato un segnale corretto. Abbiamo ritenuto di farlo proprio perché in un territorio così vasto come il nostro i nostri coltivatori diretti hanno sicuramente anche degli appezzamenti in altri comuni limitrofi, e quindi non era giusto che proprio la divisione territoriale, il confine andasse poi a dare delle regole successivamente diverse. Così ovviamente siamo addivenuti a questa tipologia anche di intervento che permette anche di dare una certezza, una sicurezza anche rispetto appunto a quel rispetto dell'ambiente che le nostre aziende hanno. Non posso dimenticare le certificazioni APE che vengono svolte, ma soprattutto anche questo impegno, e lo dico perché proprio nel nostro territorio anche attraverso le associazioni che tutelano proprio la parte relativa ai coltivatori diretti, si preoccupano anche di arrivare alle giovani generazioni con la spiegazione delle facelie, con l'opportunità per i ragazzi della scuola, e grazie a Savno che ci ha dato anche gli alveari, di poter con le arnie di poterli far avvicinare i ragazzi, di capire anche come nel taglio dell'erba, se vogliamo anche permettere la riproduzione dell'ape e quindi l'utilizzo anche di queste piante mielifere, abbiamo la necessità che per l'impollinazione magari anche il taglio dell'erba sia effettuato un po' più alto per permettere ovviamente la riproduzione della specie e la sostenibilità. Quindi competenze che devono in qualche modo essere date per anche fare dei lavori di qualità, no? Sicuramente, anche e soprattutto mi permetto di dire anche per quegli agricoltori magari storici, magari queste persone anziane che cercano di trasmettere poi ai figli, ma non sempre ai figli, e quindi magari si avvicinano a questi ragazzi nel poter portare in mano una tradizione. Cristian, hai parlato di sostenibilità, la viticoltura è sostenibile? Può diventarlo di più? Come detto prima, si può sempre fare di più. Però c'è un bel percorso di sostenibilità in cui si sta credendo negli ultimi anni come non mai. E quindi c'è uno sviluppo di criteri fondamentali che porteranno, secondo me, a un sistema e un mondo più sostenibile. Ci fai un esempio? Beh, prima si parlava del favorimento delle api, ecco, questo è fondamentale, è una tematica che negli ultimi anni è stata per fortuna notata, dato un giusto peso e un giusto adeguamento poi a tutto quello che viene effettuato in campo. Allora, sei diventato il miglior sommelier d'Italia, a cosa si può aspirare adesso? Cioè, quali sono i prossimi, a cosa stai puntando? A godermi il premio a pieno. Al momento me lo godo a pieno, è stato, come dicevo prima, un percorso duro, non facile, e quindi ad oggi me lo godo, e poi si vedrà, mai dire mai. Ti vediamo ancora ecco, qui contento, ci hai raccontato insomma che cosa c'è dietro la fatica di arrivare fino a lì e il percorso. Allora Cristian, se ti dovessi raccontare, che cosa diresti di te? Di me in generale? Sì. Che sono un appassionato del mondo del vino, ma del mondo del food in generale, e che questa passione poi mi ha portato a raggiungere questi obiettivi, e anche un po' la testa dura a volte, no? Cioè dire boh, non mollo, ci credo e vado avanti. La determinazione. Sì, i due criteri che mi hanno fatto magari fare quel passettino in avanti. Grazie Cristian. Grazie Cristian Maitan, miglior sommelier d'Italia, per essere stato qui con noi. Paola Roma, sindaco, grazie anche a lei e all'attenzione che voi amministratori avete, insomma, anche nei confronti delle perle del vostro territorio, perché possono essere d'esempio anche per gli altri. Noi siamo arrivati al termine di questa nostra edizione, ci sono le previsioni del tempo, dopo di noi il film musicale Io non sono qui con Cate Blanchett. Grazie ancora per essere stati con noi e ai nostri ospiti, in bocca al lupo a te Cristian ovviamente per il tuo percorso personale e professionale. Grazie a voi per essere stati con noi e ancora buona domenica.
Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Un grosso anticiclone si impone sull'Italia. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio del 17 dicembre. Sul Veneto avremo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al mattino foschie e nebbie in pianura, ma anche in qualche fondovalle. In progressivo dissolvimento, solo localmente potrebbero risultare persistenti. Temperature stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, la mattina il cielo sarà sereno, dal pomeriggio qualche velatura in quota. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole con qualche nube alta in transito. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.